Buongiorno, bentornati con il nostro notiziario che apriamo subito con la chimica. Il Friuli punta infatti sul rilancio di questo settore. Se ne è parlato questa mattina a Tor Viscosa in occasione della visita del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Allo stabilimento della Bracco è stato illustrato un investimento da 100 milioni di euro con raddoppio della capacità produttiva e nuove opportunità occupazionali anche per l'indotto. Sentiamo. Oggi ci verrà presentato un importantissimo investimento dal valore superiore, immagino, ai 100 milioni di euro, quindi molto importante, in grado di raddoppiare di fatto lo stabilimento attuale, di garantire un aumento occupazionale del 30% rispetto al già importante numero di occupati. Beh, guardate, dopo 20 anni con la Giunta Fedriga si è riusciti un po' e stiamo lavorando per sbloccare un impasse commissariale di un'importante area industriale, quella della Ussacorno per il Friuli Venezia Giulia. Quindi guardate, io ho già una lista molto nutrita di imprenditori disposti e disponibili a venire ad investire in queste latitudini, quindi creare molti posti di lavoro, investire diversi milioni di euro. Quindi stiamo riportando sotto il cappello di fatto del COSEF, del consorzio, questa importante area economica. Bracco è molto legata a questo territorio, è legata storicamente proprio per le radici che la famiglia ha con la comunità, soprattutto giuliano-dalmata, e quando alla fine degli anni 90 si è deciso di venire su questo territorio lo si è fatto per diverse ragioni, tra cui anche quella dell'opportunità di un rilancio di questo sito, che è un sito storico molto importante, la disponibilità di persone, di competenze e anche ragioni affettive. Oggi siamo in un momento di grande rilancio e quindi noi siamo molto contenti di partecipare a questa fase che dà una grande opportunità alla Regione e proponiamo di fare un ulteriore aumento estremamente significativo che, sommato all'investimento che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, raddoppia sostanzialmente la capacità di questo sito, il che vuol dire che raddoppia anche quasi il livello occupazionale e soprattutto consente di allargare l'indotto in maniera tale da dare un beneficio a tutta la Regione. Io auspico che il lavoro insieme alla Regione e al Comune vada avanti velocemente, perché l'opportunità è un'opportunità che va colta e noi siamo molto disponibili a investire in un territorio che ci ha sempre dato ragione di questa scelta. E a margine di questo incontro presente il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha parlato anche di altre tematiche, ovvero delle riaperture di stadi, teatri e discoteche. Sentiamo. Adesso maggiori aperture, quindi dal lunedì della prossima settimana, dall'11 di ottobre, maggiori aperture nelle discoteche, negli spazi all'aperto, anche al chiuso. Sì, esatto. Al 100%, luoghi da cultura, dal 35 al 50% le discoteche al chiuso, 75% all'aperto, lo sport con gli stadi, come pensiamo soltanto alle attività sportive che facciamo nella nostra regione. Sì, ho detto al governo, e l'avevo detto anche antecedentemente all'ultimo incontro, che è necessario un ritorno alla normalità con prudenza, non c'è dubbio, utilizzando gli strumenti che abbiamo oggi, penso al Green Pass, che però devono essere uno strumento di apertura. E un'apertura, per esempio, per le sale da ballo del 35% voleva dire non farla aprire perché economicamente non era sostenibile. Quindi noi dobbiamo cercare di lavorare con il buon senso, ma anche con la consapevolezza che le risposte di cui ha bisogno il Paese è anche quello, appunto, soprattutto certe attività che sono state massacrate dalla pandemia, di poter ricominciare. Penso che lei provi soddisfazione per il fatto che appunto le sue istanze siano state raccolte. No, sono contento ovviamente, infatti a fine ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario Garofoli, con i ministri Gelmini e il ministro Speranza, e sono stato contento che le istanze delle regioni e del Friuli Venezia Giulia siano state recepite. Penso che siano oltretutto proposte responsabili, non è che abbiamo proposto l'impossibile, ma di buon senso, di equilibrio e che servono al Paese.
E voltiamo pagina, ma parliamo sempre di coronavirus. I pazienti ospedalizzati con patologie legate a questa malattia, una volta dimessi, avranno diritto a 2 anni di prestazioni ambulatoriali gratuite. Questa è la novità introdotta con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi sulla scorta della legge nazionale 106. Gli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero dunque avranno garantite prestazioni per 2 anni con decorrenza 25 luglio 2021. È un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno la necessità di sottoporsi a visite specialistiche finalizzate a monitorare i postumi del Covid senza alcun esborso. Da parte lui, ha spiegato il vicegovernatore Riccardi, le prestazioni che vengono riconosciute coprono un'amplissima gamma di specialità, a partire da una semplice anamnesi e valutazione dello stato fisico, incluse analisi del sangue e delle urine, vanno dalla cardiologia alla pneumologia e otorinolaringoiatria, includendo angiologia, neurologia, anestesiologia, medicina interna, neurologia, visita immunotrasfusionale di controllo, geriatria, pediatria, ematologia, reumatologia, nefrologia, malattie infettive, medicina fisica e riabilitazione. È un'asportazione chirurgica della prostata su un paziente affetto da neoplasia. È stato il primo intervento effettuato dalla struttura complessa di urologia dell'ospedale di Gorizia con un utilizzo di un robot chirurgico di ultima generazione di chirurgia mini-invasiva. Vista la buona riuscita dell'intervento, ha annunciato il vicegovernatore, l'azienda sanitaria Giuliano Esontina. Per le prossime settimane sono previste altre 2 sedute operatorie robotiche per l'urologia, giungendo gradualmente fino a 5 sedute a settimana. E passiamo alla cronaca. Proprio intorno alle 11 di questa mattina, lungo la provinciale 20, la bretella che collega Gemona con Maiano ha visto un incidente molto grave. Un ciclista di 67 anni di Tavagnacco è stato investito da una vettura. Non conosciamo ancora l'identità della persona alla guida, che però è rimasta illesa. Immediati sono scattati i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in gravissime condizioni all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sul posto, per rilievi, accertamenti e viabilità, i carabinieri della radiomobile della compagnia di Tolmezzo e i carabinieri della stazione di Buia, che sono tuttora sul posto. L'uomo è, come dicevo, un uomo di Tavagnacco ed è in gravissime condizioni. E andiamo adesso a Ovaro, dove quest'estate una donna, una pensionata di 80 anni, è stata derubata mentre la badante si era allontanata momentaneamente dall'abitazione. Erano entrati ladri che avevano rubato sia del denaro che una carta. Adesso i carabinieri di Tolmezzo sono riusciti a individuare la responsabile. Una giovane di 23 anni, italiana, di etnia rom, residente a Udine, è stata denunciata dai carabinieri perché è ritenuta responsabile di aver prelevato fraudolentemente da un postomat di Fagagna 600 euro, utilizzando una tessera bancoposta rubata a Ovaro. Le indagini dei carabinieri di Tolmezzo, di Comeglianse e di Maiano erano state avviate proprio a seguito del furto messo a segno in una casa il 13 agosto scorso a Luincis di Ovaro. Allora, approfittando di un cancello lasciato aperto e della momentanea assenza della badante, i ladri si erano introdotti nella casa di una ottantenne, l'avevano derubata di denaro e della carta postama. Proprio con quella tessera, dopo circa un'ora a Fagagna, a oltre 50 km di distanza dal luogo del furto, erano stati prelevati indebitamente 600 euro dal conto della pensionata. La giovane, già con precedenti penali, dovrà rispondere per le ipotesi di reato di ricettazione e uso fraudolento di strumenti di credito digitali. È un altro incidente, ma ieri a Magnano in Riviera, lungo la statale 13 Ponte Bano, un ragazzo di 16 anni in sella a una Yamaha si è scontrato con un uomo, con un pensionato della zona, è rovinato sull'asfalto, è rimasto ferito, è scattata una chiamata al 112, la sala operativa del NUE è inviato sul posto. L'equipaggio di un'ambulanza, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Udine. Per lui, per fortuna, le condizioni non sarebbero preoccupanti. I rilievi dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli Stazione di Tarcento.
E sono terminate intorno alle 22 le operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato una fabbrica che produce arnesi e strumentazione e prodotti comunque per l'edilizia nella zona industriale di Maniago, lo stabilimento Ausonia. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente partendo da alcune batterie, si sono estese. Sul posto spiegamento di forza importante dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, dalla centrale, dalla sala operativa. Sono stati inviati anche supporti nella notte, nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. E ancora rintracci di migranti a Udine da parte dei carabinieri della radiomobile, anche dei carabinieri della stazione di Feletto. Si tratta in questo caso di un cittadino pakistano, di un afgano, entrambi maggiorenni accolti poi all'hub dell'ex caserma Cavarzerani, mentre un minorenne che si è presentato in prossimità di una struttura per under 18 non accompagnati, richiesto asilo ed è stato accolto appunto in questa struttura, mentre a Gonars nel tardo pomeriggio di ieri un uomo GM le sue iniziali è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa e i parenti che non lo vedevano perché non aveva alzato le serrande. E passiamo allo sport. Il ciclista buiese Jonathan Milan, dopo l'oro olimpico conquistato sulla pista di Tokyo, ha messo in bacheca un altro trofeo, l'europeo di inseguimento individuale in Svizzera, e ora tra 3 settimane c'è il mondiale. Il servizio. Alla fine della gara, quando mancava solo la medaglia al collo, ai telecronisti di Eurosport che avevano appena finito di esultare è arrivato un messaggio firmato da Filippo Ganna. Io, alla sua età, questi tempi non li facevo. Se non è un'incoronazione questa, poco ci manca per Jonathan Milan, 21enne buiese che a Tokyo, in squadra proprio con Ganna, aveva vinto l'oro nell'inseguimento a squadre e che ieri ha centrato l'obiettivo europeo individuale. In realtà i tempi incensati da Ganna non sono neanche serviti perché la gara non è arrivata alla fine. Manifesta superiorità di Milan contro il russo Gonov, raggiunto appena dopo il segnale dei 3 km. Se la gara fosse proseguita, Milan avrebbe sfiorato il muro dei 4 minuti, una media molto semplice da calcolare sui 4 km. Un oro olimpico, un oro europeo e ora, tra 2 settimane, ci saranno i mondiali di Roubaix. Prima la gara a squadra, di nuovo con il re della velocità Ganna, e poi l'individuale, dove lo scorso anno Milan arrivò quarto con Ganna oro. E Buia non può che festeggiare e attendere in un'estate che l'ha vista intascare gli ori di Milan, oltre all'oro europeo a squadre miste e alla maglia rosa di Alessandro De Marchi, che un paio di giorni fa ha pure vinto la 100ª Tre Valli Varesine. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, ma tra pochissimo, dopo la pubblicità, ci rivediamo con l'appuntamento di A Voi la Linea.